aereo di linea. Come un aereo di linea? Allora io guardo Andrea e dico, andiamo a prenderlo subito. Nessuno dei due si è chiesto per fare cosa, cioè andiamo a prenderlo, poi si vedrà, capito? E alla fine abbiamo organizzato questo trasporto eccezionale, abbiamo bloccato, cioè, mezza Verona, perché capi della Valpolicella con tutti i lampeggianti, un aereo in mezzo alla strada, gente che faceva storie, gente che si toglieva il cappello, sai, tutti che non capivano. Un film. Benvenuti in questa nuova puntata di Behind the Video. Questa è una puntata particolare perché tendenzialmente sarà doppia, la spezzeremo a metà, perché abbiamo qui con noi due facce di due medaglie diverse, ma che scopriremo che fanno parte della stessa moneta, nel senso che abbiamo le due facce che sono fortemente collegate tra loro. E la prima di queste due è Andrea Moserle di Moses Rent. Andrea, io ti ringrazio tantissimo di essere qua. Per noi è quasi un onore averti qua, perché il rental e tutta quella parte di attrezzatura, luci, possibilità, è sempre quel parco giochi per noi videomaker. Esatto. E non solo, videomaker, cinema o chiunque si muova nel mondo video. Mi ricordo proprio quando magari entri in un posto o per comprare o per noleggiare e allora ti sembra proprio di fare la spesa, no? Vorrei quello, vorrei quell'altro, ed è per noi veramente il nostro angolo di pace e piacere. È il motivo per cui ho un rental. Ecco. Di base ho le mani bucate, ho comprato talmente tanta roba che o la noleggiavo o andavo in fallimento il giorno dopo. Fantastico. Quindi capisco bene la sensazione. Parliamo un attimo di te, Andrea, prima di arrivare a parlare di Moses Rent, che in realtà è tutto un collegamento, direi, no? Partendo un po' dalla tua storia e da quella che sarà poi di Mattia, che poi vedremo successivamente. Raccontami come è iniziata la tua passione nel mondo video. Come siete arrivati poi ad avere Moses Rent? Diciamo che la passione per l'ambito video e l'ambito audio, perché vengo più dall'ambito audio prima, è nata da una necessità. Io di base sono arrivato sul video, sul videomaking, registrando la band di Mattia. Di base io registravo e producevo, ci tenevo che le release fossero fatte in una certa maniera, per cui io e Mattia abbiamo deciso di iniziare a fare i video interni. Tutta questa macchina che abbiamo messo in piedi si muove su noi che esploriamo cose che non sappiamo fare. Impariamo a schiaffi quello che dobbiamo fare e quello che serve per portare avanti questa macchina. È molto bella questa cosa perché abbraccia un po' una filosofia che mi sento di avere e che abbiamo qui in Weist, che non è necessario avere tutte le conoscenze prima, però avere un obiettivo e quindi qualcosa su cui lavorare effettivamente, praticamente, come ad esempio il video della band di cui mi parlavi, ti porta a imparare tantissimo perché hai un obiettivo. Quindi non faccio teoria e a un certo punto scoprirò la pratica, ma faccio la pratica e poi in qualche modo me la gioco. Molto spesso tutti vogliamo avere troppe informazioni prima pur di partire, voglio sapere tutto, bisogna sapere tutto, quando in realtà molto spesso, anche se sai tutto, scopri di non sapere abbastanza, Esatto. di non sapere niente, e quindi questa strada te la crei. Sì, bisogna mettere la faccia fuori e prendersi più schiaffi possibile. Quella è proprio Cioè, se penso a dove siamo arrivati cioè, sulle spalle di errori fatti, di figure di merda, diciamo il bruciore dello schiaffo in faccia te lo ricordi per molto e sono delle lezioni che ti rimangono dentro. Secondo me è uno dei modi giusti per avanzare e anche infilarsi in un'industria portando magari una visione nuova. Io comunque non sono contro chi fa magari una scuola o chi fa un'accademia o chi impara in una maniera, anzi serve, e noi abbiamo per fortuna una persona dentro tra di noi che ha studiato il cinema, che ha studiato la produzione, perché se no sarebbe veramente dura. Dopo questo primo video musicale, quindi, quali sono stati i passi successivi? Abbiamo iniziato a fare video per le band che conoscevamo, abbiamo provato, ci ho provato una volta forse a fare uno spot, ma non mi piaceva. Di base abbiamo cercato di mettere insieme una realtà per fare i video che volevamo fare, più che per fare i video che volevano i clienti, nel senso di volevamo fare questi video cinematografici, volevamo mettere insieme squadre enormi perché volevamo far lavorare i nostri amici, insegnargli un lavoro, dei ruoli. Ci siamo divisi subito tra io che facevo regia, Mattia che faceva produzione e un nostro amico che adesso è diventato un gaffer che lavora molto in giro, che è Matteo Chiarini. Lui ci faceva da DOP / gaffer, dopo in realtà ognuno faceva 100 ruoli, però avevamo già un po' definito i ruoli che volevamo fare. Da lì in realtà, nel senso, ci siamo accorti che soldi nella musica non ce ne sono, e in realtà è venuta fuori questa necessità che c'era a Verona, che non c'era un rental di attrezzatura pro.
In questo voi avete visto questa opportunità perché c'era richiesta, perché sentivate che Verona era una città che comunque era in fermento rispetto a questo punto di vista, o ve la siete rischiata dicendo secondo noi non c'è, partiamo? Io credo che quando senti la stessa cosa ripetuta da 2 o 3 persone sei sulla strada giusta, cioè abbiamo iniziato a sentire un po' di sincronismi su gente che ci chiedeva sti maledetti Sky Panel. Quando me l'hanno detto 2 o 3 persone ho capito che c'era veramente questo buco. Da lì ho preso le prime luci, abbiamo creato un magazzino in un garage e siamo partiti. Poi era un'attività che non era full time, nel senso che avevamo il rental e poi Mattia faceva l'elettrico a Roma, io facevo Steadicam su spot social a Milano. Piano piano però è diventata in realtà la realtà che funzionava di più e la base, proprio le fondamenta di tutto quello che facciamo. Bellissima questa cosa. Ti va di aprire un attimo una parentesi sul fatto della Steadicam? Nel senso che ad oggi a livello di podcast non abbiamo mai avuto qualcuno che ci raccontasse proprio la sua esperienza di Steadicam, soprattutto magari in una città come Milano. Ti faccio un preambolo che si ricollega al discorso degli schiaffi in faccia. Io avevo una Steadicam della Pro Aim da 1.000 euro con anche il giubbettino, ma era veramente una schifezza, e ci facevo i video musicali. Mi avevano chiamato per via Traverse a fare un evento, io per fare bella figura mi sono noleggiato quella serie che non avevo mai usato, mi hanno segato in 30 secondi, cioè hanno visto subito che non ero in grado, mi hanno licenziato subito. Da lì sono andato a fare un corso e ho capito cosa non funzionava e ho lavorato un paio di anni come Steadicam. È una bella palestra, ma una palestra vera, nel senso che porti comunque 30 kg addosso tutto il giorno, per cui ero in forma, mi divertivo, era una roba che io comunque mi piaceva fare l'operatore, per cui con la Steadicam poi è una libertà. Dipende dal registro del DOP, però hai una certa libertà nel fare le inquadrature. A me è sempre piaciuto fare inquadrature, però non dovevo fare il regista che è una rottura di cazzo, o il DOP che è un'altra mega rottura di maroni. Lì comunque mi portavo dietro l'attrezzatura, avevo un pick up, lo riempivo di materiale. Materiale vostro? Sì, Già di Moses. era figura inesistente lo Steadicam che ti porta anche le luci. Ok. Quella cosa che però non ti sì, aspetti. era un po' un gancio per entrare nelle produzioni. Ogni mese stavo a comprare roba, perché comunque soprattutto quando parti a fare il rental ti manca tutto, cioè ci abbiamo messo un po' a crearci un magazzino che fosse una cosa dignitosa. Adesso diciamo che siamo arrivati a un punto che riusciamo a coprire la maggior parte senza comprare. Dopo ci sono i periodi che magari hai tutto su un film, hai 4 spot, questo, quell'altro, ti mancano i stand. E rispetto a questa cosa, compravi attrezzatura in base alle necessità che sentivi o in base al mi piacerebbe avere questa cosa come rent, la metto in casa? Cioè in base alle richieste che sentivi tu e dagli altri, oppure era un secondo me il rent deve avere questo, allora lo compro? La maggior parte per necessità, nel senso per coprire il lavoro, sapendo, magari mi chiedevano la stessa cosa e la subnoleggiavo per 3-4 volte, alla quinta dicevo ok, ho uno storico che so che un paio di settimane me l'hanno chieste, mi affidavo alle persone che conoscevo, cioè facevo un giro di chiamate tra DOP, tra persone, e dicevo guarda, se prendessi questa roba qua ti interessa, bene o male ho sempre avuto gente che mi ha aiutato, perché comunque alla fine era un servizio per tutti, cioè comunque il rental è infrastruttura, senza rental fai fatica a girare, per cui tutte le persone che erano attorno, ce ne sono stati anche tanti che venivano a noleggiare da noi anche se non era il miglior affare, proprio perché sapevano che investivano su una cosa che gli ritornava. Spesso e volentieri per quanto riguarda corti, video musicali, noi siamo molto aperti a dare le robe a un certo prezzo di favore per aiutare comunque dalla nostra la città a crescere, perché io comunque se ho gente che gira corti a Verona, ho gente che si sta formando a Verona, per cui se un ragazzo va su un set da non sapere niente e fa l'elettrico su un corto, mi esce fuori che può fare il terzo su uno spot. Mi piace questa cosa, ne parlavamo prima a microfoni spenti, proprio del fatto di stiamo creando un substrato capace di poter unire persone, unire lavori, unire collaboratori. Cioè siete quella scuola in diretta che è super interessante, nel senso che date un pilastro, un punto fermo a cui girare intorno, che è una sorta di, se vogliamo, di network. Fate un po' da centro, Esatto. È bellissima questa cosa. E anche più o meno tutte le persone che negli anni ci hanno dato una mano a fare i magazzinieri o comunque a tenere sul magazzino, noi cerchiamo di prendere persone che sono fuori dal
già l'idea del cinema, perché è difficile che prendo un ragazzo che magari fa il videomaker e vuole fare il regista e lo porta a fare l'elettrico. Non è facile. È più facile trovare, e per noi è stata una fortuna, e abbiamo creato delle figure in questo modo, persone fuori dall'ambito, e fargli vedere che esistono dei lavori che sono al di fuori della camera proprio, e sono importanti, sono ben retribuiti comunque, perché se entri soprattutto nel girofilm come macchinista, come elettrico, comunque c'è una buona retribuzione. Non c'è lavoro sempre, però quando lavori e prendi bene. Sì, spesso le persone che ci hanno aiutato nel rental alla fine sono riuscite a entrare nell'ambiente, cioè è proprio un posto di aggregazione, È incredibile. soprattutto da noi che comunque per un bel po' di chilometri non c'è tanto altro. Ti faccio una domanda un po' strana. Com'è stato per te noleggiare la tua attrezzatura all'inizio? Nel senso, una cosa che hai sudato, che hai preso, il fatto di darla a qualcun altro, è una cosa che ti spaventava nel dire, cavolo, chissà se mi trattano bene questo, la camera? Diciamo che se hai attrezzatura cinema è fatta per quel tipo di vita. All'inizio io mi confrontavo con le persone, mi dicevano magari il Lupo o l'Aputure o che sono attrezzi da fuoco, sono attrezzi buoni e sono fatti più per il proprietario utilizzatore, nel senso che li tratti bene. Uno sky panel ci vuole prima di romperlo. È proprio creato per essere tirato su e giù dal camion, è creato per sporcarsi, essere ripulito. Hanno proprio vedi che c'è una categoria diversa. Dopo io sono il primo che ha un sacco di roba di Aputure Light, e le usiamo tanto, però la vedi quando torna da un film, bisogna cambiargli metà dei pezzi. Comunque ti abitui, a me non ha mai spaventato in realtà come roba, anzi non vedevo l'ora che mi uscisse la roba perché devo pagare le rate, per cui il desiderio di vederla uscire e tornare. Dopo è sempre difficile gestire quando ti viene graffiata, ok, però se hai l'attrezzatura giusta, l'attrezzatura da industria è fatta apposta. Prendi anche una Alexa Mini, è tutta modulare, cioè dentro ha tutte schede, se ti entra l'acqua dal spinotto e ti si brucia la scheda, la mandi in Arri, in 3 giorni ti torna a posto e sai che è quella spesa lì che addebiti al cliente. Magari su una 7S3 è un po' già un'altra roba, noi le noleggiamo ovviamente, ma sai, uno che ti sfonda la HDMI, la porta HDMI perché ci prende dentro. Quanto ti costa ripararla? Dopo quanto ti torna? Vale la pena ripararla? A volte tocca buttarle via. Nel tempo comunque anche noi abbiamo selezionato l'attrezzatura che ci piace di più e che ci piace di meno. Ma se mi trovo a fine giornata, dopo 10 ore di film, sotto la pioggia, che bisogna caricare il mondo, io non posso pensare che una persona la mette nella custodia soft e la mette nel camion. È irrealistico, è un pensiero irrealistico. Ovvio che non è che uno può essere un cane e lanciare la roba, anche gli sky panel li desfi così. Però devi pensare che dopo sui film vengono usati dalle persone a fine turno, mettiamola così, in magari condizioni difficili, per cui non ti puoi aspettare che tutto venga trattato coi guanti. Certo, ed è interessante, non avevo mai pensato a questo risvolto, no? Il fatto di poter pensare a un'attrezzatura che ha un costo magari maggiore, ma perché è proprio pensata in quest'ottica qua. Esatto. Cioè è pensata per un'altra tipologia di lavoro. Gli stativi dell'Avenger, il classico 3 stadi, costa 350 euro, uno stativo solo, però io il primo che ho preso ce l'ho ancora lì e lo facevo volare dal pick up, si è preso l'acqua, è stato fuori magari una settimana, freddo, caldo, è come nuovo. Tanti mi dicono, ma perché l'attrezzatura costa così tanto? Se tu domani vuoi fare il panettiere industriale, il forno da panettiere costa un casino, perché è un attrezzo industriale, perché ti dura il resto della tua vita. Il ferro è così, le telecamere purtroppo no, perché cambiano un po' troppo spesso, però la stessa Alexa Mini comunque è una camera che puoi avere da 10 anni, ti fai cambiare il sensore ogni tot di anni, è una camera che ti puoi portare dietro una vita. Sulle camere è un po' un'inculata perché perdono valore, perché c'è l'Alexa nuova. Non voglio prendermela con marchi vari, però non è come una camera livello prosumer che magari spendi 2000 euro e dopo 2 anni è come un computer, cioè la vendi a un cazzo. Certo. Lì è dove ti crei il giro sul lungo termine sul rent. Infatti ferraglia è stata la cosa più difficile su cui costruire, perché costa tantissimo e farsi un magazzino che serve comunque una produzione normale, anche un corto, 10 stand, 10 3 stadi, 4 wind up, sei già a 10-15 mila euro di attrezzatura. Solo di attrezzatura ferro. Solo ferro, non c'è ancora messo una luce sopra. Una luce sopra, Esatto. Questa è la cosa incredibile.
C'è sempre un po' il fetish della camera, no? Di avere la camera più bella, voglio la Red, voglio la Sony, voglio la Harry, voglio l'Alexa. Ci sono delle categorie, c'è un motivo per prendere una rispetto all'altra, perché una Red costa 10 volte di più di una Sony FX3, cioè ci sono degli standard oggettivi per cui dire ha senso andare in una o nell'altra, o sono tutte seghe mentali? Per me, sopra un certo prezzo ha senso fare rental, cioè andare a noleggiare. Ogni camera ha i suoi pro e i suoi contro e c'ha il suo spazio di utilizzo. Cioè io se porto un Alexa per fare una cosa che devo fare con la 763 non sto facendo un favore, sto rompendo il cazzo a tutti. All'inizio un lavoro che facevo spesso e settimanalmente erano delle interviste come queste, e siccome avevo la possibilità, avevo 2 Komodo, portavo 2 Komodo. Peggiore idea della vita, perché hai 6K che ti riempie un sacco di hard disk, per cui ti trovi anche col tempo di star dietro. Quando abbiamo fatto il passaggio da quello a FX6 mi si è aperto un mondo, facevamo lo stesso lavoro con metà del tempo, e del Red Raw per un'intervista non ne fregava un cazzo a nessuno proprio. Allora io sono stato il primo vittima, volevo la camera più bella che riuscivo a comprare, e lo capisco, bisogna capire su cosa stai lavorando. Secondo me ha senso per un videomaker, per un filmmaker, ha senso avere una camera che funziona il meglio su più fronti, così ti puoi fare i lavori normali senza morire, come una FX3, una 763. A me il mondo Sony mi piace molto, comunque ci sono delle Canon che sono su quella per non diventarci matti. Dov'è che ha senso invece andare sopra, quindi andare, non so, su una Red piuttosto che su una Harry, piuttosto che altro, dal tuo punto di vista? Quando hai una troupe, perché comunque la stessa 763 o anche la Blackmagic è difficile lavorarci in gruppo. O tipo Blackmagic iniziare a metterci, parlo della Pocket ovviamente, iniziare a metterci le batterie, non ti si vede più lo schermo, cioè, quando inizi a rigare, per me quelle camere lì iniziano a perdere il senso, e ha senso muoversi su roba più da industria. Adesso tipo una camera che abbiamo noi, che secondo me è la camera più figa che si può comprare per meno soldi in assoluto, se uno vuole fare corti, film, comunque lavorare in troupe, è la Gemini. Costa molto meno di quello che si può fare. Noi ne abbiamo una, la facciamo girare molto, la diamo spesso sui corti, perché comunque è una camera da industria, cioè è una camera rigabile, è una camera che ti fa tutto quello tutto quello che serve. Anche quello che cerchiamo di fare noi con i nostri clienti è di indirizzarli su lo strumento giusto per quello che devono fare. Ne ho tanti che magari mi chiedono, devo fare magari un corto e hanno un budget ridotto e mi chiedono la camera più figa e le ottiche più fighe che abbiamo, uccidendo il loro budget. La camera e le ottiche sono l'ultimo 2% di qualità. Se non hai le luci, se non hai il controllo della luce prima, servono un cazzo, cioè ci danno una merda. Questo è vero, ti ringrazio di questa visione perché secondo me è molto vero. Vado dall'altro estremo, sto proprio Certo. esagerando dall'altro estremo. Una cosa che a me piace dire a chi inizia, adesso lo dico dopo anni, non compra nulla, qualche luce, qualcosa e usa il telefono. Se sai fare una cosa fatta bene con quello che hai in tasca, È vero. allora diventi un mostro su tutto il resto. Quando sei in grado di gestire tutto il resto, allora arrivi a poter fare un noleggio in cui hai le idee chiare perché ti serve quell'attrezzatura lì. E secondo me è molto importante perché molto spesso io sono stato vittima di questa cosa qua. Non sono bravo perché non ho l'attrezzatura. Mhm. In realtà non sono bravo perché non sono bravo. Esatto. E l'attrezzatura ti rompe il cazzo. E l'attrezzatura ti rompe il cazzo, sì. La differenza su una camera e l'altra, se il target non è il grande schermo, magari non si vede neanche così tanto, o comunque non doveva essere quello il mio focus. Doveva essere la cosa che con minor sforzo mi portava a maggior risultato. Magari dirigere la band a muoversi in una certa maniera rendeva il video 50% più bello, più dell'ottica giusta, che magari mi stava anche facendo girare il cazzo perché al fuoco manuale slittavo, cioè. Dovevi rifare la scena, eccetera. Quella cosa lì è normale perché comunque cioè, uno entra in questo ambiente, l'attrezzatura è bella, è scintillante, è un'industria che cerca di farti comprare più robe possibili, non è la cosa primaria dove focalizzarsi. Il telefono per me è un po' difficile, non riesco a farlo, è troppo automatico, è difficile da controllare. Però già comunque partire da quello per dire faccio il mio primo lavoro, mi focalizzo su tutto quello che c'è attorno. E poi dopo, la volta che lo faccio con una reflex, allora
so cosa dare priorità. Sì, questo intendo, chiaramente col telefono è un'esagerazione, però io non ho esperienza molto grande su camere incredibili da Red in su, non ce l'ho in questo momento, però mi viene da dire a volte non ne sento la mancanza perché posso concentrarmi su altro. Esatto. Poi mi Sul piacerebbe contenuto alla chiaramente, fine, soprattutto assolutamente. che magari sei più sulla parte creativa, il contenuto è king, dopo il resto è aggiunta. Ovvio che si puoi fare le robe più pettinate, che aggiunge valore. Questo non deve essere un estremo sul no, l'attrezzatura non serve un cazzo, no, l'attrezzatura Anzi, serve. no, assolutamente. È che bisogna capire come usarla e soprattutto cos'è che ti dà di più per meno. Per dirti una cosa che a noi ci chiede molto poco le persone quando fanno i corti, quando fanno i video, che in realtà sono le robe che soprattutto a noleggio ti costano meno di tutte e che ti danno più risultato, è tutto il mondo di controllo luce del farfalle, i softbox. Per esempio, io mi ricordo la prima volta che abbiamo aperto una farfalla 4x4 fuori al sole con sopra un grid, un full grid, l'effetto che faceva su un soggetto, cioè Hollywood istantaneo. E funzionava sul telefono, funzionava sulla Red, funzionava sull'Alexa. E quella roba lì magari da noleggiare ti costa 50 euro al giorno. Pesa un casino, per cui devi avere il furgone, devi avere le persone che te la montano, devi saperla cinghiare perché sennò ti vola via. Però se devo pensare che se dovessi io fare un corto è la roba su cui punterei di più in assoluto. Se non avessi soldi per fare un corto, però voglio che abbia quel look giusto, punterei tutto su quello, luce naturale e uso i modificatori Bellissimo questa cosa. perché è la cosa che veramente ti costa un cazzo e sono teli e ti rendono tantissimo e ti staccano dalla massa, diciamo, che magari invece dici no, però c'ho la Red che ha 100.000 gradi di dinamica e allora dopo me tiro su. Certo, no, certo. Quello è esagerare dall'altro punto di vista. Esatto. Sì. Ti faccio però una domanda che va un po' contro quello che ho appena detto. L'attrezzatura porta clienti? Cioè il fatto di avere certa tipologia di attrezzatura è magnete verso l'esterno? Allora, dipende secondo me dal cliente e dipende anche se fai pagare quell'attrezzatura lì. Nel senso che se io devo fare un corporate e ci sono 4 lire, ho la mia Red e voglio farmi pagare la mia Red, lavoro di meno. Certo. Oppure te la nel culo e te la tieni e non la fai pagare, che secondo me è un po' una stronzata. Cioè, ne conosco tanti che hanno buona attrezzatura e non la fanno pagare perché pensano che il cliente wow, c'è quell'attrezzatura lì e viene. Alla fine spesso il cliente non sa neanche cos'è. Magari è vero, cioè presentarsi in una certa maniera, avere il matbox serve, ma tra una FX3 rigata bene con le sue batterie che comunque ti aiuta, l'ottica giusta, un matbox e una Red, al cliente non gli cambia un cazzo e quello che funziona invece che ti porta ai clienti è vedere cosa hai fatto prima, i reel, come ti comporti, essere professionali. Certo. Quello che ti porta ai clienti alla fine e avere le idee giuste. Bellissimo questa cosa. E a proposito di idee giuste, torno su quella che mi sembra di aver capito è proprio il tuo parco giochi di cui parlavamo prima, che è quello di creare cose, montare cose. Faccio questo discorso perché noi abbiamo avuto come ospite che ci ha parlato di voi, Damiano ha finito, e la cosa bellissima è che Damiano ci ha raccontato quelli che sono stati i vostri giochi, no? Sì. Lì da voi, in cui avete creato dei set o delle situazioni molto particolari. Mi sembra proprio che tu sia anche la persona a cui piace pensare come creare la situazione particolare. Certo, sì. Beh, con Damiano giochiamo di base, mi chiamano, wow, vorrei fare esplosioni, cose, e troviamo il modo di farle funzionare. A me piace molto, cioè, è una cosa, anch'io quando facevo regista pensavo di più a, magari nel video musicale voglio che piova perché voglio costruire l'impianto della pioggia, cioè, è un po', mi piace giocare, cioè un po' giocare con le Lego. Damiano mi stimola da quel punto di vista e ci siamo sempre divertiti a costruire e a far cose. Anche quest'estate abbiamo fatto un set in cui c'era una soggettiva su un ragazzo sdraiato che veniva portato verso l'alto. Abbiamo costruito una specie di barella tutta coi tubi con gli ariscaf, l'abbiamo messo in sicurezza e l'abbiamo alzato con i motori delle americane. Cioè, sono robe che posso fare solo con Damiano di base. L'episodio dell'acqua è stata una mia idea perché lui voleva il pavimento nero lucido, il mio era grigio. Ho detto vabbè, allaghiamo, cioè facciamo una piscinetta, quando c'hai 1 centimetro di acqua vista
dalla camera, diventa un effetto un effetto specchio, barra ci divertiamo a fare altre stronzate. Ci è voluto un bel po' ad asciugarlo, un paio di giorni, con i climatizzatori al massimo, però dai. Ti vengono in mente altre situazioni che sei riuscito a ricreare su richieste di clienti, amici, persone, che proprio ti ricordi dicendo ma cosa ho fatto quella volta lì? Beh, con Damiano una volta ci ha chiesto di creare un cubo che ruotava su cui sdraiare il cantante con una soggettiva in modo da far vedere il cantante che come se volasse girando e i componenti della band sotto che suonavano visti dall'alto, però erano anche due camere puntate nello stesso punto, lui tagliava da una all'altra, quello è stato assurdo. E abbiamo cinghiato abbiamo fatto una torre di palchetti, l'abbiamo cinghiata perché dopo devo anche pensare a mettere tutto in sicurezza, e Certo. non posso permettermi morti in capannone, per cui costruivamo tutte queste cose. Quella è stata un totem, e lì purtroppo entra in gioco il fatto che non eravamo molto bravi sulla comunicazione. Realmente non ho un video in cui si vede bene, No. mai fatto storia, mai fatto, forse Damiano ce l'ha, Qualcosina. però allora il nostro social era 4 post Ma che ti ha appena avevamo alzato fatto la e mano lasciati. dicendo io ce l'ho. Tu ce l'hai davvero? Bellissima questa cosa, mi piace un sacco questa modalità qua che io riconosco molto in Alessandro, il mio socio. La parte bella secondo me del mondo video, poi ognuno ha la propria specificità, Certo. può piacerti di più il cinema, può piacerti di più la regia, può piacerti di più mille cose, ok? Però la cosa bella è quando si gioca con la creatività. Sì. Infatti una cosa che noi stiamo provando a portare ai nostri clienti, e a me piace da matti, è quello di dire: ci avete chiesto il video corporate, ci avete chiesto un video che normalmente viene gestito e pensato come un video classico, basta, mettiamoci dentro qualcosa di diverso, mettiamoci quella creatività in più che fa rendere quel video utile. Sì. Dopo è Utile, difficile bello, superare le resistenze, perché in molto quel caso difficile, lì, molto difficile, ma a volte io vedevo sui video musicali ti scontri su insicurezze personali. Io verissimo. lo vedo mai con i cantanti, oddio no, ma se facciamo questa cosa qua è molto difficile proporre cose realmente nuove, perché non hai reference, non sai, stai comunque rischiando quei soldi degli altri, quello Verissimo, rimane. verissimo. Per cui essere bravi comunicatori su quella roba gli aiuta tantissimo. Io dalla mia ho la fortuna che Damiano si fida. Io parlo di Damiano perché è la persona con cui faccio più giochi, ecco. Sopravvivete, fate sopravvivere gli altri. Esatto. Ma soprattutto penso che tocchi proprio quella parte tua creativa, no? Di Sì, dire sì. come posso menare le mani in modo tale da... Esatto, sì, cioè, dov'è che bellissimo. posso smartellare e È spaccare fantastico, qualcosa? è Sì. fantastico. Il rental è una tipologia di business profittevole perché hai un sacco di costi iniziali e poi c'è il mantenimento, cioè è un business... Bisogna avere un capitale iniziale, perché se non hai quella base di cose non ti muovi. Bisogna saper lavorare con i finanziamenti e investimenti, oppure coi bandi. Metto dentro uno, passa del tempo e piano piano diventa profittevole, soprattutto su quella che è la base. C'è uno zoccolo duro di cose che è la ferraglia, che a me piace molto, che ti dura all'infinito, e quella lì te la ripaghi. Quella alla fine è quello che ti fa mandare avanti veramente l'azienda, dove sulle camere devi essere un po' furbo, nel senso prendere finanziamenti, cercare di non pagare tutti in un colpo e distanziare il pagamento totale da quando le prendi, perché il tempo è tuo amico. Se io prendo una camera, la pago 1.000 e mi fa fatturare 10 ogni settimana, più vado avanti più ho cash flow disponibile. Certo, penso che uno dei motivi per cui non esistono molti rent è che veramente lo scalino iniziale è molto alto. È molto alto. Il nostro catalogo, a parte veramente un paio di stronzate, è tutto in utilizzo. È tutto in utilizzo con una certa percentuale all'anno, per cui vuol dire che non ho fatto troppe stronzate. È un attimo farsi portare via dal quello che vedi sui social. Ti faccio un esempio: è uscita la Canon R5C 2 anni fa, un mese in cui me la chiedevano tutti. Ci ho visto un po' lungo a non prenderla. Io come rental l'avrei presa per farla provare a delle persone che se la volevano comprare. Per cui bisogna stare un po' attenti. Ci sono delle cose che sono moda, per cui le prendi e te le ripaghi in 2 mesi e poi dopo fanculo le vendi. Ci sono tanti casi di tante robe diverse. Da questo punto di vista, le case che producono materiale ti aiutano in qualche modo o per loro sei semplicemente un tramite? Noi siamo troppo piccoli per lavorare con le case, a parte
un paio di casi e io di base lavoro tanto con un importatore forte che mi aiuta tanto. Certo. Quello è fondamentale, cioè, come in ogni business, nel tuo network, sia dal lato acquisti che dal lato vendita è fondamentale. Andrea, io ti ringrazio di averci dato questa panoramica su un mondo che per me era completamente quasi sconosciuto, se non da utilizzatore, ok? Ed è molto interessante vedere quanto bisogna avere una visione molto ampia nel mondo di tutto quanto, perché poi hai a che fare con tante persone che chiedono cose diverse, quindi la difficoltà di portarsi a casa, di trovare... E la figata di tutto questo, di cui mi hai parlato e mi ha colpito tantissimo, è proprio quanto state creando veramente una realtà che porta a tutti. Certo. È E incredibile. la fortuna è che nel tempo abbiamo anche creato un team che condivide questa filosofia. Perché se fossi io che dico wow, bello, voglio aiutare tutti così, però dopo la persona con cui parli non Viene ne frega un sempre. cazzo, Certo. non sarebbe così. Invece tutte le persone con cui collaboriamo, tutti i nostri collaboratori fissi condividono quella filosofia lì. Infatti è il livello successivo ed è la leva nostra, cioè, per cui il tuo sforzo inizia a duplicarsi, quadruplicarsi nei risultati, quello è fondamentale. Ti ringrazio tantissimo. Mancherebbe. E facciamo adesso un cambio di faccia della medaglia di cui parlavamo prima e quindi da Andrea passiamo a Mattia. Grazie di essere qua. Grazie a voi. Mi piace parlare di questa doppia, diciamo, doppio sguardo, no, di quello che avete, perché voi avete iniziato assieme Certo? e adesso questa cosa si è evoluta. Quindi da una realtà sono diventate due, Sì. che è Magenta Film. Raccontami un po' in cosa differisce Magenta Film rispetto a Moses. Sono diventate due realtà per una questione di esigenze, nel senso che con Moses, un po' per la bravura, possiamo dire, un po' per la professionalità, un po' per tutto un insieme di cose, dopo un po' non ci limitavamo a noleggiarlo e basta il materiale. Anche perché noleggiarlo come noleggiatori vuol dire segregarsi in ufficio e vedere i furgoni che escono. Andrea forse un po' meno, io sul set ci volevo andare, quindi il modo per andarci era rivendere personale, rivendere l'organizzazione, tutto quanto. Quindi Moses inizialmente è diventato una sorta di service tecnico, prendendo anche spunto dai service del mondo eventi, che sono ben diversi dal service del mondo del cinema, no? Quindi non c'è produzione nel service di eventi. Però di fondo io comunque arrivavo da un'esperienza cinematografica a Roma, no? Come elettricista, su set insomma abbastanza importanti, e quindi il fatto di voler presenziare sui set, capire, montare, fare, brigare, ci ha portato a iniziare a proporre personale e i clienti accettavano, perché comunque su Verona non era proprio semplice trovare l'elettricista o il macchinista o imporlo come rivenditore, come service, perché tante volte dicevano macchinista cos'è, cosa mi serve? Quindi inizialmente è stato un cercare di educare i clienti che avevamo al creare una struttura che fosse un po' più solida, anche per alzare la loro di qualità, perché noi sapevamo benissimo che alzando la loro qualità con il loro cliente finale, a noi il lavoro veniva meglio e aumentava, insomma. Avevamo un piccolo problema, che piccolo non era, ma quando rivendavamo queste persone, nella realtà non esistevano, cioè su Verona non c'erano. Macchinisti non esistevano, ma tuttora a certi reparti facciamo veramente fatica, quindi noi in ufficio avevamo il cappello da imprenditori rental, poi cambiavamo cappello, diventavamo elettricista, operatore e ci rivendavamo in questo modo qua. Quindi a forza di prendere set, a forza di prendere lavori sempre più strutturati, abbiamo iniziato a posarci delle persone che manco non sapevano nulla di questo settore, quindi dal muratore a mio fratello a l'amico dell'amico, che ad ora, tipo in questo momento, buona metà delle persone di Verona che abbiamo formato stanno facendo un film a Roma. Il problema che c'era su Verona, che ci siamo resi conto col tempo, è che perché non si è mai formato nessuno? Cioè io perché da elettricista lavoravo a Roma? Perché su Verona non avevo abbastanza lavoro per mantenermi tutto l'anno. Per quanto Verona è una città che magari costa meno che non Milano, comunque avevo un affitto, avevo delle bollette, avevo una macchina come tutti, no? Quindi ti costringe a cambiare città e quindi a un certo punto ci siamo detti ma ci sarà un sacco di gente veronese che è scappata. Ne abbiamo trovata a Londra, ne abbiamo trovata a Milano, ne abbiamo trovata a Roma, li abbiamo fatti tornare tutti a casa. Con loro abbiamo cercato di formare gli ultimi arrivati e lì in realtà è nato proprio un giro di persone col quale adesso riusciamo a coprire film italiani, spot pubblicitari
piccoli, medi, grossi, enormi, quindi negli anni è stato molto complicato, anche per me personalmente perché mi piaceva stare sul set, quindi tornando all'inizio, cioè per forza doveva andare così, è stata creata una casa di produzione. Non avevamo così tanti soldi, quindi abbiamo detto deve avere un nuovo nome con un nuovo logo, ma pagare un grafico era meglio di no, e quindi abbiamo ottenuto il logo di Moses, abbiamo cambiato colore, abbiamo trovato un altro nome con la M, che è diventato Magenta. Insomma, da lì è nata questa nuova società. Adesso il logo cambierà tra poco. Ah, bene, abbiamo Finalmente. una... Però questa cosa, a me queste cose fanno impazzire, mi Sì. piacciono da matti, nel senso che porta a casa e poi quando scopri che funziona, allora imbastisci tutto il resto. È una cosa che, non sto dicendo che deve essere sempre fatto così, però a me queste proprio aprono il cuore, queste cose qua, Sì, mi devi piacciono. essere anche un po' impostato in quella maniera lì. Cioè, io e Andrea, che ci siamo sempre trovati molto d'accordo e in linea, è proprio questo il concetto. Cioè, ogni treno possibile che passava, noi li prendevamo tutti. Cioè, a costo di avere una gamba su un treno, una gamba su un altro e non dormire per dei mesi. Cioè, questa roba qua ha sempre ripagato. Tutte e due le aziende e tutte e due le nostre vite. Cioè, perché anche prima di conoscerci le strade che abbiamo fatto più o meno erano simili, cioè entrambi eravamo musicisti, entrambi facevamo le tournée, però se nel mentre che pensi in grande, pensi anche no, umilmente allo stato attuale, se riesci a bilanciare questa cosa, insomma, viene fuori, insomma, a noi ha funzionato, voglio dire, sta funzionando. Mi piace sempre di più questa cosa che state riuscendo a creare aggregazione, cultura, Sì, novità. La visione che avete avuto sta portando a veramente, che è una cosa bellissima e è anche da un certo punto deve essere il vanto dell'imprenditore. È proprio certo, creare un mercato che prima non c'era. sì, sì. Che è difficilissimo, è una cosa incredibile. Vuol dire che c'è richiesta e vuol dire che c'è possibilità. E questa è la cosa più bella, secondo me. Cioè il fatto che non devono per forza esserci solo due centri. Cioè non c'è solo Milano, non c'è solo Roma. A me una cosa che colpisce e mi dà fastidio è quando magari aziende del nostro territorio, che sia Bassano, che siano Verona, che siano altre, dicono vado a prendere l'agenzia di Milano, vado a prendere il video. Ma no, ma perché? Io conosco un sacco di persone della zona che con un talento incredibile che magari per necessità si sono spostate lì. Noi abbiamo il coltello tra i denti, siamo proprio in guerra. Crea, voglio dire, ormai c'è monopolio tra Roma e Milano. E noi ci chiediamo perché. Può benissimo nascere dell'altro, crearsi dell'altro. Possono benissimo le aziende no, venete, e ne abbiamo un sacco di aziende venete che fanno pubblicità, che fanno qualsiasi cosa, tornare a farlo in Veneto. Tante volte mi rendo conto, no, e sono temi, cioè noi ne parliamo tutti i giorni di queste cose, non sanno che in Veneto possono farlo. Anche il teatro di Posa Nostro è nato da poco, è un anno che c'è, insomma. A volte ci capitano dei clienti e lo scoprono per puro caso che ce l'abbiamo, no? Quindi da lì abbiamo iniziato a settare anche il nostro di marketing interno perché diciamo dobbiamo farla conoscere questa cosa, no? Però mi rendo conto appunto delle aziende che fanno tavoli, che vanno a fare lo spot pubblicitario a Milano, quando potrebbero farlo dietro casa spendendo magari la metà. Oltretutto. Ma non per sminuire i veneti, è perché è così, cioè a Milano un elettricista deve pagare 1500 euro d'affitto, a Verona no, quindi è un po' diverso il concetto. Assolutamente. Magenta quindi non si occupa di trovare clienti dal punto di vista di ti faccio lo spot, ti faccio tutto, ma offre la squadra di persone per ottenere il risultato. Dimmi se ho capito giusto. Sì, diciamo che Magenta, come dicevo prima, prende spunto dai service di eventi. Abbiamo sempre cercato di evitare la creatività, perché sapevamo che ci portava il cliente finale avanti per dei mesi, cioè è il montaggio e vogliono quello più che quello, è il colore, la cosa, l'attore. Non è che non ci appartiene quella cosa lì, è stata proprio una scelta no, aziendale inizialmente. A noi interessa prendere quell'agenzia, quella casa di produzione, quella persona che segue il cliente, che propone una creatività, che se la fa accettare, noi prendiamo quella creatività e la trasformiamo in un progetto tecnico, quindi per fare quella cosa servono queste persone, serve quel materiale, servono quei mezzi, servono queste location, questi sono i soldi che servono e noi creiamo un pacchetto, quindi un'esecuzione tecnica, no? Cosa che in realtà ha portato a far sì che in Veneto noi non abbiamo reali concorrenti, cioè nel senso andiamo d'accordo con quelli che fanno il nostro stesso lavoro su carta, supportiamo pure le case di produzione, adesso su Milano pare che stia nascendo proprio questa cosa, cioè su Milano le case di produzione pagano tanto per girare
dei lavori per i loro clienti, no? E quindi quello che stiamo cercando di fare è portare in Veneto queste cose e fargli l'esecuzione di questi lavori. L'altro aspetto invece dove c'è un mondo più creativo è quello proprio dei film nostri, dei documentari, eccetera, eccetera. Quello è nato perché abbiamo detto, cavolo, abbiamo una casa di produzione, al codice ateco giusto, a questo punto facciamo un film, proviamoci. Visto che ci siamo. Visto che ci siamo. E quando avete scelto di fare i film, l'avete fatto per imparare voi? Per sponsorizzarvi? Per O- imparare noi. Ok. Volevamo entrare un po' in quel mondo lì, o perlomeno capirlo, per decidere noi se aveva senso entrarci o meno. Il problema è che un conto è creare la situazione tecnica con il materiale, le persone, organizzare delle parti di un progetto, un conto è farlo da zero. E io e Andrea abbiamo questa cosa che quando in ufficio parliamo di qualcosa, magicamente o nei minuti successivi o nelle ore succede questa cosa, perché da quando ci conosciamo che è così. E quindi poco dopo arriva questo regista veronese e dice: avrei una sceneggiatura, vorrei fare il film, è tutto a Verona, dobbiamo farlo, nel senso non è che possiamo tanto, era il destino. E quindi in realtà lì abbiamo fatto Squali, che di base sta anche andando molto bene, insomma, nelle sale, e lì ci siamo fatti una panoramica di quanto fosse complicato tutto quel mondo, però di quanto anche fosse interessante per noi, sia a livello proprio aziendale che a livello artistico, perché in tutto il resto delle cose che facciamo c'è poco di artistico, no? Ma tornando alle origini, comunque siamo musicisti, comunque siamo artisti, quindi una vena c'è e uno sfogo ce lo deve avere da qualche parte. Quindi ci siamo detti, ok, tra tutte le cose iniziamo a fare anche questa. Ha avuto l'inizio col botto, siamo finiti a Alice nella città, che è il Festival di Roma, sono molto importante in Italia, col primo film che abbiamo fatto. E quindi adesso c'è un lato magenta che sta evolvendo, abbiamo già in cantiere insomma degli altri progetti di cui non si può parlare ovviamente. Troppo presto, però li Troppo vedremo. presto, ci Bellissimo. rivedremo. Com'è nata questa idea? Cioè, nel senso, è nata per caso o era già un'idea strutturata dall'inizio? Cioè, tra me e Andrea niente è strutturato. Cioè, succede un sacco di volte che lui arriva in ufficio e mi dice: sai, ho sognato sta cosa, oppure stanotte non ho dormito, però l'ho scritta su ChatGPT, vorrei capire. E da lì magari nasce un'altra azienda, capito? Hai detto che avete io uso un termine sala di posa, spero che sia giusto. Teatro di posa più grande del Triveneto, giusto? Sì. E avete deciso di metterci dentro una cosa particolare, a un certo punto, che a me fa ridere, tra un attimo ce lo spiegherai, ma perché? Non c'è un perché. Come dicevo prima, noi semplicemente ragionando sempre in grande, no? Non ci basta il teatro di posa, cioè devono esserci delle cose annesse con il quale si può fare delle altre cose. Un impresario, un muratore che viene spesso a farci dei lavori, no? In ufficio, ci fa, sistema, cosa, chiacchierando dice: ma ero in questa compagnia aerea a fare dei lavori, c'è un aereo buttato lì, boh, mi sa che lo vende, devono sbarazzarsene. Dico, un aereo in che senso? È un aereo di linea. Ma come un aereo di linea? Allora io guardo Andrea e dico: andiamo a prenderlo subito. Nessuno dei due si è chiesto per fare cosa, cioè andiamo a prenderlo, poi si vedrà, capito, che diventi un bar in un prato, che diventi una location, o che magari gli mettiamo un motore, lo facciamo volare, boh, torna là in cantiere e facci sapere se c'è qualcuno con cui possiamo parlare. Ma davvero? Certo. Quindi questo si informa, numeri, cose, chiama, mica chiama, e alla fine abbiamo organizzato questo trasporto eccezionale, abbiamo bloccato, cioè, mezza Verona, perché in tangenziale in contromano con 3 camion, noi col pick up, con le lampeggianti, cioè ci sembrava poi un film, tutto documentato, Spero bene. ovviamente, e niente, abbiamo provato questa carlinga, quindi è senza ali, senza motore, parcheggiato esattamente fuori dal teatro di posa, quindi nel suo cortile, e lì l'idea poi, così guardandolo, e quindi Ce l'abbiamo. intanto è qui, cosa diventerà non lo sappiamo. Avevamo pensato di farci la mensa, abbiamo pensato di farci, cioè, boh, ci è arrivata qualche richiesta sia italiana che dall'estero per qualche film in aereo, Quindi come set. come set, sì, che deve ancora realmente realizzarsi, però se c'è qualche richiesta e nessuno sa che esiste, vuol dire che nel momento in cui ci ragioniamo, lo strutturiamo per fare quello, può funzionare tranquillamente, insomma. Ma è intero, c'è anche tutto. C'è tutto, c'è la cabina, c'è le due sedute dei piloti, c'è le cuffie, tutte le 48 sedute dei passeggeri con le sue portaoggetti, tutto quanto.
C'è il bagno, c'è un manichino che gira, che non si è capito perché fosse dentro, ma è vestito da pilota, non so. No, c'è tutto, insomma. È un aereo anni 80. Questa compagnia aerea era andata lunga in atterraggio, quindi l'avevano rovinato. Ok. Quindi gli hanno tolto il motore, l'hanno messo in questo hangar loro per fare i corsi alle hostess. È grosso, ma non grosso come un aereo di linea di adesso, Ok. insomma. Cioè entri dentro e dici ok, siamo negli anni 80. Poi nulla toglie che rifai le tappezzerie, cambi i sedili e lo fai diventare un aereo del giorno d'oggi, insomma. Che Quindi ridere, è incredibile questa sì, cosa. assurdo. Ma Vabbè. com'è la sensazione di arrivare la mattina in ufficio e dire ho un aereo fuori? Ma ormai è diventata la normalità, capito? Cioè non ci penso neanche più, ogni tanto mi dimentico di avere un aereo di linea. Sì, fa strano comunque se ci penso. Il giorno che l'abbiamo trasportato in Teatro di Posa, quelli della scorta dell'aereo ci dicevano, beh ma voi due col pick-up, abbiamo entrambi il pick-up, io no, mettetevi davanti col lampeggiante e l'aereo deve passare, quindi a costo di far esplodere case, che vengano giù palazzi, deve passare l'aereo. Dico, boh, ma velocità media, perché avrei avuto dietro un aereo con camion, gru, cose, ma andiamo piano, non ti preoccupare. Vabbè, allora prendiamo le radio, no? Da buoni cinematografari, ci mettiamo la radio in macchina per parlare. Il concetto è dalla sede della compagnia aerea all'entrata tangenziale saranno stati 2 chilometri, quindi lì era ancora blanda la situazione. Dall'entrata della tangenziale fino al teatro di Posa, cioè noi entriamo in tangenziale, cominciamo già no, a far spostare le macchine, in scorta con noi c'era questo tizio di loro, del trasporto eccezionale, che aveva un suo doblò, un furgoncino, che aveva seduto a fianco a lui, con la cintura, tipo un orso finto, enorme, cioè che gli occupava veramente mezza macchina, con lampeggiante e la paletta. Lui comunque era un tipo molto strano, parecchio strano, e lui faceva slalom tra l'aereo, tra i pick-up, con sta paletta, cose, mentre sigarette, musica. Quando siamo entrati in tangenziale, cioè il tizio del camion con l'aereo sopra, adesso io non so dirti una velocità perché ero talmente agitato e vedevo da un cazzo di aereo che ho detto questo mi passa sopra, quindi io sfanalavo a lui perché c'avevo davanti, facendo capire, cioè devi correre perché questi ci passano sopra. Quindi noi che corriamo, questi che corrono, lui che fa slalom tra di noi nel nostro senso, anche in quello, come si dice, in contromano, fermando tutte le persone immaginabili, ma finché sei in tangenziale il posto c'è. Il problema è stato arrivare alla fine della tangenziale e da lì dovevamo attraversare tutta la Valpolicella. La Valpolicella sono strade medio piccole, cioè non è che siano tangenziali o... E lì non esisteva più nessuno oltre a noi. Eravamo diventati i capi della Valpolicella con tutti i lampeggianti, un aereo in mezzo alla strada, gente che faceva storie, gente che si toglieva il cappello, sai, tutti che non capivano. E macchine, non ti dico nei fossi, ma quasi, capito? Cioè questo tagliava la... No, no, via, via, via. Diceva, via dove? Cioè non è che posso prendere il volo. È stato un cazzo un film. Quella giornata lì è stata un film. E i giorni successivi vado da mia madre e dico, sai mamma, abbiamo comprato un aereo. Che senso avete comprato un aereo? Ah, un aereo di linea. Ah, ma quindi eravate voi? Cioè io ho tutte le mie amiche che fanno le storie dicendo, ma un aereo in Valpolicella? Cioè, quindi era diventata la notizia del mese, perché chiaramente non succede mai un cazzo. Figurati. E quindi sì, è stato molto strano. Come farsi marketing? Tu devi mettere una bella Ma infatti, scritta. infatti di ritorno Magenta è diventata, ah, quelli che hanno l'aereo, sì, siamo noi. Va già bene, capito? Già abbastanza. Poi se farà altro si ripaga. Il famoso l'importante è che se ne parli, no? Sì, male o bene va bene lo stesso, insomma. Bellissimo Mattia questa cosa. Come fate a far succedere così tanto le cose? Perché nel nostro lavoro ci rendiamo conto anche noi, veramente ci sono tante cose che succedono, tante cose da fare, persone da seguire. Anche voi avete i clienti che sono altre case di produzione, eccetera. Com'è che riuscite a avere questo bilanciamento e far succedere così tanto le cose? Perché è incredibile. Non te lo so dire, nel senso sono tante piccole cose, come dire come fa a essere così buono questo minestrone, la verdura buona, il sale buono, bla 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 bla, quindi secondo me, perché poi non abbiamo in ufficio la ricetta scritta, cioè è una cosa che ci stiamo costruendo col tempo, però è il fatto di, alla base c'è il cercare di lavorare bene, il materiale nuovo tenuto bene,
i professionisti che abbiamo cresciuto lavorano molto bene, cioè riescono a tenere testa a produzioni che magari da Verona si aspettano, vabbè, tanto materiale non c'è niente, cosa ci avete, tre stativi? Stessa cosa vale per il tecnico, capito? Quindi se riesci a fare, aprire la prima porticina e fargli intravedere qualcosa, poi lì in discesa di base, perché io so già che se mi danno la possibilità di fare un set, lo so che li abbiamo già conquistati, Sì, non vi mollano più. ci mollano più. C'è da considerare che Verona è la prima generazione che fa cinema, siamo tanto carichi. E quella cosa lì, secondo me, la vedi poi sul lavoro. Cioè, non siamo la quarta generazione che lo fa, che ha il padre e il nonno che gliene parlavano anche a casa e hanno lo stativo per tenere sulle giacche, che dicono, vabbè dai, oh, per noi è una cosa nuova. E quindi mi rendo conto, Ed è no? passione personale È pura. passione personale, cioè per quanto il cinema in me in realtà non è la mia prima passione, cioè io ho la musica e penso Andrea anche, ma però ci rendiamo conto di avere una cosa in mano che è abbastanza rara per un veronese. Ce la teniamo ben stretta e cerchiamo di metterci il 110%, non il 100%. Prima Andrea ci ha parlato un po' del modo in cui avete iniziato, no? Sì. Com'è stata la tua parallelamente a quella di Andrea? Cosa è successo? Facevo musica perché è la mia prima passione e quello era proprio il mio obiettivo, cioè volevo arrivare a fare il musicista di lavoro. Quindi il musicista è una cosa che io ho portato avanti per 10-15 anni, poi tuttora scrivo canzoni, una l'ho messa nel film, cioè faccio cose, però il farlo di lavoro è tutta un'altra cosa dal trovarsi in sala prove e suonare con quattro amici. Cioè farlo di lavoro, purtroppo al giorno d'oggi compete anche, no, diventare un mezzo modello, diventare un influencer, diventare un ballerino. Cioè io e Andrea facevamo metal entrambi. A me a un certo punto ha iniziato a dirmi, ma perché non avete TikTok e fate i balletti? Dico scusa, cioè io suono, non ballo. Quindi a un certo punto, proprio per una serie di eventi, cioè io mi sono detto, ma è davvero quello che voglio? Cioè, a me piace la musica, non piace tutto il resto. Come fare l'attore, no? Cioè, deve piacerti stare davanti alle telecamere e far vedere chi sei. Io e lui invece ci siamo resi conto e l'abbiamo capito poi conoscendoci che eravamo uguali, cioè non ci interessava. E Non era quello l'obiettivo. non era quello l'obiettivo. Però quella strada imponeva anche tutto questo, certo. Imponeva tutto quello, in parte lo impone anche il produttore cinematografico, però è meno scritto, cioè nel senso se fai l'attore è palese che cioè, devi esistere come personaggio pubblico, se fai il produttore non per forza, insomma. Quindi abbiamo detto vabbè lo facciamo a modo nostro, noi facciamo le cose poi. Quindi è sempre stato un evolversi di cose che ha portato oggi a fare questo. Come sei arrivato a Roma, quindi partendo da fare i video musicali? Qual è stato il passaggio verso Roma? Durante il mio periodo con la band, chiaramente non mi mantenevo, facevo il tecnico luci nel mondo eventi. Io non ero portato, cioè io ero portato alle pubbliche relazioni, cioè io facevo stringimani e bella faccia a tutti, mi facevo voler bene da tutti e quindi lavoravo. Quello è un po' il concetto. Infatti, durante un evento che poi è stato l'ultimo degli eventi che ho fatto, ho conosciuto questo tecnico, un elettricista, che anche lui faceva un po' eventi, un po' cinema, cosa mi dice, ma sei simpatico tu, ma cioè, ho un film su Roma, vieni a farlo con me. Dico, guarda, io non so niente di cinema, ma attaccare due cavi, fare due cose, e lì dico, vabbè, tanto a me non mi ha mai fermato niente, voglio dire, al massimo mi licenziano, cioè torno a casa e ricomincio a fare eventi. E lì sono partito per Roma, ho fatto un primo film e da lì, ma sei bravo, vieni a fare anche il prossimo. In realtà io non sapevo un cazzo, cioè ogni volta dovevo chiamare il mio amico di Verona per dirgli, ma scusa, ma se collego il DMX nell'in o nell'out, perché dice, oh ma porca te, 10 anni fai sta roba, eppure tuttora cioè, mi incasino, perché non è la mia. E quindi da lì faccio un film, ne faccio un altro, mollo il mondo degli eventi, rimango a Roma un po', chiaramente magari facevo uno o due film di fila, poi mi fermavo qualche mese, e con Andrea no, nasce tutta sta cosa, il noleggio, bim bum ba, però nel concreto, cazzo io andavo a Roma, prendevo dei settimanali a panico, finché è diventato insostenibile. E quindi lì un giorno dico, vabbè, in realtà non ho del tutto smesso di fare film, ho iniziato a fare quelli veneti, cioè c'era il film su Verona, lo prendevo, mettevamo dentro il materiale, mi portavo dietro i miei, insegnavo agli elettricisti, cioè Hai portato l'arte che hai imparato lì, l'hai portata sì, qua? e alla fine, no, avendo formato un po' di gente, mi sono sempre messo più dietro le quinte, adesso batto un numero in ufficio, cioè questo è il concetto.
Sì, non vedi solo la parte tecnica di attacca, stacca, ma è proprio ragiona assieme. Mattia, io ti ringrazio un sacco, perché anche la tua storia è una figata, di come a volte le cose capitano per caso, Sì. ma nel modo di porsi corretto. A me piace sempre sottolineare questa cosa, nel senso che se sei una persona umile o comunque capace di ascoltare, rubare con gli occhi, rubare con le orecchie, guardare, se tu fossi stata una persona arrogante, probabilmente molte delle cose che dopo sei arrivato a fare Non non sarei avresti qua. fatto. Assolutamente. Io vi ringrazio entrambi di essere stati qua. Puntata appunto particolare perché abbiamo fatto uno switch a metà, però ci piaceva proprio portare questa realtà che posso dire è nata nel 2020. Tutto è nato nel 2020. Quindi la velocità con cui siete riusciti a crescere, perché oggi è il 2025 quando stiamo registrando questa cosa, per me è incredibile. E tutto quello che state facendo per portare una nuova tipologia di lavoro a Verona. E dintorni, chiaramente. Veneto. Per dar da lavorare a noi e a quelli che ci Bellissimo, sono. Quello è il bellissimo. concetto. Quello rental conta che ogni mercoledì c'è un gruppo di persone che a nostra insaputa poi si espande perché scopriamo di andare in magazzino e c'è sempre più persone che vengono lì a titolo gratuito nei nostri confronti e noi a titolo liberamente, cioè libero, vengono lì e con il magazziniere si aprono la camera, se la montano, si fanno le riprese, montano le luci, imparano le cose. È iniziato con una persona che era amico del nostro rental manager, poi ci hanno presentato un ragazzo dell'Est Europa che insomma è arrivato qui tramite storie, si è aggregato, una ragazza che lavora per un'altra azienda e quindi stanno tutti imparando delle cose Bellissimo. in bellissimo. funzione del prossimo film Magenta, cacciati tutti sul set, magari sai con l'ultimo dei ruoli per poi... Stupenda questa cosa. È stupenda. Quindi vi ringrazio di essere stati qua, vi ringrazio di essere stati dietro i nostri microfoni. Sono Grazie a curioso voi. di vedere come le cose si evolveranno. E io quindi vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata di Behind the Video. Abbiamo fatto una... Aspetta che ti fermo perché mi stai già raccontando tutto, Andrea, quindi partiamo. Sai che il mio linguaggio tecnico Come la chiami tu? l'aereo senza ali. Ok. Ma perché? Non c'è un perché. Grazie per averci seguito fino a questo punto. Scrivici nei commenti cosa ti ha colpito di più di questa puntata e quali domande vorresti fare ai nostri ospiti. Attiva la campanella per restare sempre aggiornato e condividi questo video. Ci puoi seguire su tutte le piattaforme streaming e social. Trovi i link in descrizione.